Allora, sono con Davide Piroli. Davide, ho sottolineato prima in partita che tutti questi qua con cui giochi assieme li hai allenati praticamente tutti. Sì, sì, intanto buonasera a tutti. Sì, sì, beh, io ragazzi gli voglio un bene dell'anima, gliel'ho detto anni fa, io ho detto vi vedo più a voi che alla mia compagna quando erano più piccolini, è una soddisfazione, dai, io sono qua per loro, ma sono dei ragazzi validi, quindi sono molto contento di quello che stanno facendo. Sì, stasera, tra l'altro, 3 punti molto importanti, 2 gol tuoi, quindi un importantissimo contributo a questi 3 punti. Classifica molto molto corta e 3 punti che consentono a Valdagno di respirare un attimo. Certo che la lotta per non retrocedere è ancora complicatissima. Beh sì, diciamo che già sabato a Trissino secondo me avevamo fatto una buona partita, però non siamo riusciti a ottenere i punti che alla fine sono quelli che ci danno ossigeno. Oggi abbiamo fatto un'altra buona partita, veniamo da un periodo positivo secondo me. Sì, la classifica è corta, però abbiamo ancora altre partite che sulla carta tutti dicono che perdiamo, ma insomma sono 50 minuti a palla tonda, io sono fiducioso che se giochiamo così possiamo anche provare a fare dei punti, insomma. Sì, rispetto per tutti, paura per nessuno. Chiaro, sì, sì, infatti adesso stiamo crescendo anche un po' di mentalità perché sai, i ragazzi alla fine sono ragazzi giovani, quando mancano magari 2 o 3 minuti a palla scotta e siamo qua per, insomma, per dare il nostro, almeno parlo per me, per la mia esperienza e niente, si va avanti per l'obiettivo che è la salvezza, insomma. Bene, grazie Davidone, fino alla fine, forza Valdagno. Forza. Grazie mille, grazie. Grazie a Ciao, te, ciao ciao, ciao. ciao.